Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Quest'oggi un tema importante, quello delle mafie, all'indomani della giornata che celebra appunto la memoria e l'impegno delle vittime di mafie in Italia. Siamo collegati con il coordinatore nazionale di Avviso Pubblico che questa mattina è con noi per raccontarci un po' qual è la situazione in Italia, quali sono anche le ultime iniziative che sono state realizzate e presentare anche i risultati di una indagine che riguarda proprio il Veneto, che non è per niente indenne. Abbiamo visto in questi ultimi anni numerose inchieste che si sono susseguite, ma probabilmente il fenomeno è un fenomeno di cui vediamo soltanto la punta dell'iceberg, come si dice. Il rischio in un momento di grande crisi economica e in un momento in cui verranno inondati probabilmente molti servizi pubblici di denari del Recovery Fund piuttosto che di altre risorse messe dallo Stato, sicuramente le antenne vanno tenute assolutamente alte. Avviso Pubblico è proprio una realtà che è costituita sostanzialmente da amministrazioni pubbliche e che si occupa proprio di sensibilizzarle per renderle sempre più immuni da questo fenomeno. Allora, le lascio subito la parola per raccontare intanto qual è stata l'impressione di questa celebrazione, che non è soltanto un momento così di ricordo, ma è una cosa molto concreta che parla di persone che hanno combattuto battaglie durissime contro la mafia. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e telespettatrici innanzitutto. Ieri abbiamo celebrato la sesta giornata della memoria e dell'impegno, che è una giornata regionale prevista dalla legge 48 del 2012 della Regione del Veneto. Una giornata importantissima perché ha coinvolto 16 scuole secondarie e superiori di secondo grado di tutto il Veneto e abbiamo ospitato ieri quasi 900 studenti e più di 30 insegnanti. Questi ragazzi, con i loro docenti e anche i loro dirigenti scolastici ovviamente hanno partecipato a un percorso didattico formativo che è durato 5 mesi, nel corso dei quali noi per ogni scuola abbiamo fatto due incontri. Un primo incontro dove siamo andati noi insieme anche però a magistrati, investigatori, giornalisti, esperti, e abbiamo cercato di spiegare ai ragazzi che cosa sono le mafie e come si comportano, in particolar modo come agiscono in Veneto, cercando quindi di dare una descrizione più attuale e concreta possibile del fenomeno. Nel secondo incontro invece a questi ragazzi abbiamo permesso di incontrare tanti familiari di vittime innocenti di mafie, sia venete sia di altre regioni. Perché questo? Perché è stato importante vedere come il dolore, la violenza macabra subita dalle mafie si è trasformata in un grande impegno civile. E quindi, dopo questi due incontri, i ragazzi avevano il compito di preparare un lavoro. Queste scuole, che vorrei sottolineare, hanno lavorato durante il periodo di pandemia. Quindi i lavori dei ragazzi hanno quest'anno un merito ancora maggiore perché i ragazzi li hanno preparati sostanzialmente stando a casa e hanno fatto 16 video che io spero che anche la vostra rete possa magari gradualmente trasmettere perché sono tutti Assolutamente, molto volentieri. fantastici, durano Molto 3 volentieri, minuti. dicevo, qui il collegamento è un po' sfasato, però siamo a disposizione. La ringrazio vivamente perché dà conto di come in Veneto ci siano dei giovani, delle scuole, degli insegnanti bravissimi, i quali fanno lavorare i ragazzi su dei temi, sulla storia di persone che hanno l'effetto di produrre la voglia di impegnarsi di più. E le posso dire anche che alcuni video possono essere considerati dei veri e propri spot televisivi di una seria campagna di comunicazione, perché i ragazzi hanno lavorato sulle parole, hanno lavorato sui dati, hanno scritto musiche, hanno composto testi, hanno scritto poesie, cioè c'è una creatività e un'intelligenza singolare e collettiva notevole nella nostra regione. Ma devo E dire che quindi il tema della mafia, purtroppo dal punto di vista della comunicazione, anche dei film che vengono proposti, riguarda primo spesso solo il sud
E poi anche una misura molto, anche quasi esagerata, abbiamo visto alcune serie TV che erano terribilmente spietate quasi all'esagerazione. Invece in realtà l'educazione a combattere le mafie passa attraverso iniziative anche più piccoline, cioè abituarsi a combattere la violenza fin dal suo esordio, perché poi quando diventa un fiume è difficile da arginare, mentre quando è ancora piccola, insomma, qualcosa si può fare. Sì, certo, lei ha detto bene, nel senso che la mafia non è semplicemente un gruppo di delinquenti, è anche una mentalità, è un modo di pensare, è un modo di comportarsi che pone al centro l'io anziché il noi, il perseguimento di un interesse particolare piuttosto che di un interesse generale e il perseguirlo attraverso la corruzione, la minaccia e la violenza. Ecco allora per esempio che in alcune scuole parlare del bullismo o del cyberbullismo, parlare del tema delle droghe è un tema importantissimo perché purtroppo riguarda la vita quotidiana di tanti ragazzi, così come parlare di questi temi vuol dire affrontarne un altro che anche da alcune inchieste giudiziarie emerse in Veneto è venuto fuori, che è il tema dell'omertà. Lo so che è pesante dirlo, però io sento il dovere di dirlo. Insieme a tanti cittadini onesti e perbeni, in Veneto ci sono anche sacche di omertà. Gente che vede e che non dice nulla, sicuramente alcune per paura, ma noi abbiamo visto anche imprenditori, politici locali, liberi professionisti, anche di alto rango, sapere benissimo con chi avevano a che fare. E Quindi quindi fa comodo, non è la paura, ma diciamo il vantaggio che se ne ottiene diciamo certe che volte. nella nostra regione le mafie si presentano anche come imprese che offrono servizi o come banche che offrono capitali. D'accordo? Allora ci sono stati nella nostra regione persone che si sono rivolte ai mafiosi, non solo imprenditori, ma anche cittadini normali, per fare l'azione di recupero crediti, per chiedere il controllo del territorio perché giravano delle macchine sospette. Quindi anziché denunciare alle forze dell'ordine o alla polizia locale, sono andati a chiedere a dei mafiosi. Pensi a tutto il discorso dello smaltimento illecito dei rifiuti. La nostra è una regione che già con la crisi del 2008 ha visto morire tante aziende, quindi ci sono tanti capannoni vuoti. Cosa succede? Che questi capannoni vengono acquistati oppure affittati, riempiti di rifiuti tossico-nocivi e poi bruciati. Ecco, questo è un altro elemento che ci deve preoccupare da questo punto di vista. E altri, io penso, insomma, a Verona c'è una grossa azienda che è in amministrazione controllata giudiziaria, ecco, qui non si può parlare di complicità, scusi, non si può parlare di essere vittime. Qui queste persone sono andate alla ricerca di queste realtà criminali, ma l'ho visto anche in altre parti del nord Italia, non imprenditori del mezzogiorno, voglio dire, ma imprenditori del nord che si rivolgono alle mafie, ad esempio, per tenere lontani dei possibili concorrenti quando si tratta di fare un appalto, di partecipare a un appalto o di avere dei lavori in una certa zona. Ecco, allora ai ragazzi Ma spiegare che scusi, la innanzitutto interrompo un attimo per chiederle una cosa. sì. Queste segnalazioni noi lentamente le abbiamo fatte anche in cronaca perché per fortuna, insomma, anche l'informazione è abbastanza attenta da questo punto di vista, ma la percezione è che si tratti di fenomeni ancora marginali. Il livello di guardia, invece, a che l'asticella, a che punto è? Diciamo, su una scala da 1 a 10, l'allarme a che altezza è arrivato? Guardi, io per abitudine non do numeri, nel senso che io le posso dire che noi in un recente convegno che abbiamo fatto con la Camera di Commercio di Verona, con cui stiamo costruendo come avviso pubblico un grosso progetto di prevenzione che coinvolge la questura, la prefettura, le forze di polizia, le imprese, i sindacati, gli enti locali, proprio con l'intento di costruire una rete di legalità organizzata che si opponga alla rete della criminalità organizzata. Noi abbiamo avuto ospite il colonnello Paolo Storoni, che è il capo centro DIA di Padova, il quale ci ha fatto presente che, ma emerge anche dalle inchieste della Direzione di Scrittura Antimafia di Venezia, nel Veneto ci sono presenze di 'ndrangheta, di camorra e di Cosa Nostra che sono radicate da almeno 30 anni, quindi non infiltrate, radicate. Vuol dire che queste persone, dopo essere arrivate con la legge sul confino o meno, insieme a tante persone oneste, sono arrivati anche questi. Ma poi qui hanno trovato qualcuno che gli ha dato una mano a inserirsi nei circuiti economici legali.
nei circuiti relazionali territoriali e quant'altro, e quindi si sono messi all'interno anche di attività economiche. Io quello che le posso dire è che in Veneto si stanno celebrando dei processi antimafia importantissimi. Oggi al sud c'è un grosso processo che si chiama Rinascita Scott, che è in corso alla Mezzia Terme, ma tutti i più grossi processi di mafia si stanno facendo nel centro-nord Italia, nel Lazio, in Veneto, in Emilia-Romagna, in Lombardia e in Piemonte. Le dico anche, lei lo saprà benissimo perché seguite attentamente la cronaca, che qualche settimana fa il Veneto ha rischiato di avere il primo comune sciolto per mafia, il comune di Eraclea, di cui il prefetto aveva chiesto, poi il Consiglio dei Ministri ha deciso diversamente. Però questo dà la misura di come le mafie in alcune zone del Veneto si siano inserite prima nell'economia e adesso anche tentino di inserirsi nel circuito della politica locale. Ma sappiamo che la semplicità è l'antidoto molto spesso a questa situazione. Adesso è in vista una riforma della pubblica amministrazione nel nostro paese, perché dietro le maglie della burocrazia, delle difficoltà si nascondono anche molti degli alibi di queste persone che lei dice alla fine sono diventati conniventi con queste realtà, perché più semplicemente risolvevano il problema di recuperare un credito, di smaltire dei rifiuti senza tante cartacce in mezzo come vengono definite molto spesso. Certo, questo è un problema serio, la burocrazia, ma è un alibi vero o effettivamente c'è una grande responsabilità anche nostra? Allora, guardi, che ci sia la necessità nel nostro paese di semplificare l'apparato normativo non ce lo dice la pandemia, ma è un dato di fatto storico. Io vedo però, come posso dire, sono preoccupato di una cosa, che la semplificazione possa tradursi in una deregolamentazione. Non possiamo avere un approccio ideologico per cui dire il codice degli appalti va bene così com'è, no, il codice degli appalti va cancellato del tutto, perché è irrazionale questo tipo di comportamento. Allora, bisogna dire intanto che nel codice antimafia sono già, nel codice dei contratti pubblici e degli appalti sono già previste delle norme specifiche di semplificazione a cui ricorrere quando ci sono periodi emergenziali, d'accordo? Dopodiché mi permetto di dire il problema non è solo di tipo tecnico, legislativo, è anche che la pubblica amministrazione ha bisogno di essere rinforzata numericamente e qualitativamente, cioè abbiamo bisogno di inserire forze giovani che sono più abituate ad avere la capacità di lavorare sul digitale, sull'online e quant'altro, e fare in modo però che chi si avvia verso l'uscita, il pensionamento e così, sia in grado di trasferire quell'esperienza, quel know-how che ha imparato nel corso del tempo. Quindi se noi irrobustiamo, far funzionare bene la pubblica amministrazione, fare in modo per esempio che la trasparenza non sia solo caricare i siti internet di tabelle e di carte per dire ecco abbiamo fatto l'amministrazione trasparente, ma dire mettiamoci delle cose, ma le mettiamo anche comprensibili, ecco, svecchiarla e aumentare anche il numero delle persone che vi operano, ecco, mi creda, questa è una vera riforma, perché, vede, non possiamo partire, secondo me, dal problema ci sono le mafie. Le mafie ci sono laddove lo Stato non funziona, funziona male, per esempio, perché occupano questi spazi. Allora, per esempio, in alcune zone del meridione lei avrà sentito parlare del famoso welfare di prossimità mafioso. Cosa vuol dire? Ti manca la mascherina, te la do io, non riesci a prenotarti una visita all'ospedale per fare il tampone, te la prenoto io, hai bisogno di 100 euro per andare avanti, te li do io. Il problema qual è, al nord come al sud? Che quando si dice di sì una volta alle mafie, non è che poi si torna indietro dicendo ti ho restituito il debito, ti ho pagato il servizio. Ecco, non funziona, così funziona nel mercato normale, c'è una domanda e un'offerta, si stabilisce un prezzo, al limite c'è un intermediario e finisce. Ma un mafioso che si offre di recuperare crediti a un imprenditore, il mafioso poi gli mangia l'azienda. Un mafioso che ti fa un piacere recuperarti 600 euro per l'affitto di un capannone se sei un privato cittadino o di un box auto, poi alla fine ti dirà io ti ho recuperato quei soldi, però nel box auto domani tu devi mettere un po' di armi, un po' di droga, oppure in certe case devi nascondermi dei latitanti. Ecco, una volta che si è agganciati da queste persone, purtroppo queste non ti mollano più.
Ma noi come possiamo aiutarle queste persone a uscire cioè la pubblica amministrazione può essere amica in questa direzione di uscita, perché l'abbiamo Eh, segnalato tante volte certo, e voi fate anche dei corsi con le pubbliche amministrazioni sì. perché siano in grado di orientarsi e di capire quando alzare le antenne, diciamo così. Ma come Sì. li aiutiamo queste persone a uscire da questa situazione? Beh, allora, se sono all'interno della pubblica amministrazione, lei sa che c'è questa legge sul whistleblowing, per esempio, cioè sono delle segnalazioni anonime su piattaforme criptate, per cui una persona può segnalare, diciamo così, delle cose che non funzionano. Il secondo, lei ha detto molto bene, la formazione. Perché è importante la formazione? Noi come Avviso Pubblico con la Regione del Veneto sono almeno 4 anni che facciamo la formazione agli amministratori locali, ma anche all'apparato burocratico, che è importantissimo. Perché le dico questo? Perché mentre ogni 5 anni, al massimo 10, gli amministratori cambiano, l'apparato burocratico resta maggiormente un segretario comunale, un capo dell'ufficio tecnico e così via. Allora, spiegare loro che cos'è il fenomeno mafioso in un territorio dove per tanti anni è stato negato e sottovalutato, questo lo possiamo leggere anche negli atti ufficiali della Commissione antimafia, e dall'altra parte però raccontarglielo senza esagerare, perché bisogna evitare i due estremi, ma spiegargli come si presenta nella nostra regione, che dinamiche utilizza. Ecco, questo è un altro elemento, cioè ti do una bussola, ti segnalo degli indicatori a fronte dei quali tu puoi intervenire già direttamente come amministrazione, segnalando le autorità competenti o diciamo così, facendo degli ulteriori controlli sul tuo territorio o la pubblica amministrazione. Il fatto di entrare nella rete di Avviso Pubblico io credo sia un vantaggio, perché vuol dire che sei in una rete, cioè in Veneto siamo 90 adesso enti soci, compresa la regione, la provincia di Verona, la provincia di Padova, cioè laddove poi ci sono tanti sindaci, scusi, tanti comuni aderenti, si fanno dei coordinamenti territoriali, quindi lei capisce che il problema di uno viene affrontato insieme a tanti altri. Poi col fatto di lavorare anche con magistrati, investigatori e quant'altro, ci sono dei canali di segnalazione protetti, ecco, quindi si possono fare delle segnalazioni in maniera protetta, in maniera discreta. Ecco, perché dico questo? Perché l'affrontare le cose, il segnalare anche piccole cose, come ci hanno ricordato diversi investigatori, magari può voler dire niente, ma per chi sa e ha un'ottica sistemica dello scenario, anche quella piccola cosa può aiutare a capire cosa succede. Mi lasci concludere dicendo che il lavoro che abbiamo fatto nelle scuole, questo è un altro elemento importante, cioè noi possiamo avere tutte le leggi possibili, tutti gli strumenti possibili, però come diceva giustamente lei all'inizio, se non cambia la mentalità non andiamo da nessuna parte, perché io posso avere, le faccio un esempio, in un comune del nord Italia molto importante, sa come hanno fatto a scoprire che l''ndrangheta si era inserita, voleva inserirsi in una in un grosso appalto? Dica. Perché, perché l'impiegato che riceveva le buste si è accorto che nell'arco di pochi giorni a portare le buste di 3 aziende diverse è stata sempre la stessa persona. È un po' Ecco, vede? sospetto effettivamente. No, però voglio dire, se io faccio, come posso dire, se io faccio il burocrate, ma senza offesa, cioè dico io ho fatto il mio dovere, ho ricevuto una busta da una persona, segno l'orario, eccetera, eccetera. Se invece ci metto quell'attenzione in più e dico, ok, io ho un ruolo che per alcuni può essere semplice, ma in realtà io so che sono all'inizio, è come aprirsi un cancello, no? Mm. Sono io il portinaio. Se sto attento, già, se inizio a stare attento io, questo si ripercuote positivamente su tutta la filiera successiva. Ecco, questo è un Quando piccolo ma succedeva al concreto sud, esempio. dove dicevano che appunto la mafia era lo Stato e l'assenza dello Stato ha favorito l'ingresso della mafia, quindi fidarsi delle istituzioni è già un passaggio importante perché ci sono gli anticorpi, insomma, per fortuna li abbiamo all'interno della pubblica amministrazione per reagire Assolutamente, ancora. Anche perché, assolutamente. scusi, finisco questa domanda anche per allargare il piano, perché adesso il problema, la globalizzazione ha ovviamente moltiplicato il problema, perché abbiamo importato anche tutte le mafie degli altri paesi, non solo in ambito della pubblica amministrazione, ma anche in ambito di criminalità
comune o organizzata, che però poi vuol dire tutto, perché vediamo cosa succede nella contraffazione e che mercato muove la contraffazione, per dire un settore economico fondamentale in questo mondo. Quindi segnalare qualsiasi cosa diventa importante. Sì, allora guardi che la mafia sia globalizzata non è solo, diciamo, di recente, pensi solo al traffico di armi e al traffico di droga, no? La droga viene prodotta in Asia oppure in Sud America, ma viene consumata negli Stati Uniti, in Europa, oppure in Giappone, in Nuova Zelanda e in Australia dall'altra parte. Quindi c'è una mobilità dei prodotti che spinge ovviamente ad una mobilità dei produttori e degli intermediari e dei consumatori. È logico che con la caduta del muro di Berlino, soprattutto dell'89, con tutti i cambiamenti che ci sono stati insieme alla globalizzazione economica, ha fatto sì che anche le mafie si siano spostate. Ma perché, torno a dire, le mafie non sono solo gruppi criminali, sono anche imprese criminali. Hanno una quantità di denaro per cui la loro forza economico-finanziaria diventa anche forza di condizionamento politico. Lei sa che in alcuni rapporti ufficiali si parla dell'esistenza di narcostati, no? Quindi Certo. ecco, questo è importante. Diciamo che quello che ci deve far riflettere è che anche nel nostro paese, nel mercato criminale, sostanzialmente c'è posto per tutti. Ecco, non ci sono, salvo alcuni casi specifici, delle guerre di mafia, ma per esempio le organizzazioni straniere si occupano tanto di traffico di droga, di sfruttamento delle persone, soprattutto con la prostituzione, col lavoro forzato, con l'accattonaggio o così via, mentre le mafie italiane sono più, diciamo così, dedite, ecco, anche all'affare, alla droga innanzitutto, ma anche all'inserimento nel sistema economico produttivo, all'usura, all'estorsione. Ecco, Carburanti abbiamo visto tanto ultimamente. sì, certo, ho visto, ecco, i carburanti, ma anche per dirle come le mafie siano un fenomeno sociale, e gli investimenti scoperti nel settore delle nuove energie. Mm, In Sicilia è stato confiscato un esatto. patrimonio di 1,5 miliardi a una persona, non di poche lire, eccoci, no? Ecco, quindi il discorso è questo, bisogna tener presente che le mafie sono un soggetto che opera all'interno della nostra società e che noi dobbiamo essere in grado di riconoscere e di affrontare. Mi permetta di ricordare anche, visto che domani c'è l'anniversario della sua morte, Pio La Torre, che fu Mm. ucciso il 30 aprile 1982 a Palermo insieme a Rosario Di Salvo, ed è a Pio La Torre che dobbiamo due cose: l'inserimento nell'ordinamento penitenziario italiano dell'articolo 416 bis del codice penale che definisce e sanziona le mafie, e secondo, la sua intuizione fu quella di dire bisogna impoverire i mafiosi, non solo arrestarli, quindi confiscargli i beni e poi restituirli alla collettività. A Ecco, questo Pio La Torre, proposito, sì, volevo solo finire, Pio La Torre in una relazione importante del 78 scrisse che la mafia è una questione di classi dirigenti, non scrisse che era una questione di poveracci. Ecco, quindi le mafie sono un potere dentro un potere illegittimo e illegale dentro un ordinamento che invece è democratico, riconosciuto e legale. certo. Segui i soldi, disse un altro grandissimo procuratore che poi Sì, ha dato dei certo. colpi terrificanti alla mafia. Voglio ricordare in chiusura, abbiamo veramente pochissimi minuti, alla ricerca che avete presentato, fatta dal professor Antonio Parbonetti, docente dell'Università di Padova, che ha riguardato proprio il Veneto, con 287 immobili, proprio quello che lei stava dicendo, sequestrati alle mafie e in gestione all'Agenzia Nazionale che li amministra, altri 129 agli enti locali. Però soltanto 13 sono stati restituiti a utilizzo sociale, insomma dobbiamo lavorare un po' meglio anche noi. Sì, e beh, la ricerca che poi magari spero possiate ospitare il professor Barbonetti perché è un grandissimo Volentieri. ricercatore, da questo punto di vista è stato importante. Uno perché appunto, ecco, la presenza dei beni confiscati ci racconta di capitali mafiosi investiti nella nostra regione, no? E quella parte che lei citava, ecco, che è finita confiscata quindi all'agenzia prima e agli enti locali dopo, deve essere interamente utilizzata. I comuni li possono utilizzare per scopi istituzionali, per esempio alcune strutture diventano magari uffici o diventano altre strutture, magari case in cui si ospitano persone che hanno avuto delle difficoltà di famiglia o quant'altro, quindi sono case protette e questo è un grandissimo servizio a costo zero praticamente perché l'immobile, ecco, la logica qual è? Che un immobile costruito con atti che hanno esercitato la violenza
fino ad uccidere le persone, diventano invece luoghi dove tu riconosci i diritti alle persone, ridai vita e speranza alle persone. Questo è molto importante. Quando non li usa direttamente il comune li dà in uso sociale, cioè li assegna a delle cooperative, delle associazioni che magari possono trasformarli in luoghi di aggregazione per i ragazzi, in biblioteche, ludoteche e quant'altro. E questo è un passaggio importante, è la riconquista dell'autorevolezza e della credibilità dello Stato, e quindi è la riconquista di quel pezzo di territorio che ci era stato sottratto, ed è un fine straordinariamente importante questo. Grazie a Pierpaolo Romani, che è coordinatore nazionale appunto di Avviso Pubblico. Noi siamo qui per ascoltarvi anche le vostre segnalazioni con le orecchie bene aperte, perché gli occhi e le orecchie di tutti sono un alleato importante, perché certe volte si finisce per essere circondati senza nemmeno accorgersene. La famosa storia della rana bollita, insomma, bisogna stare un po' Esatto. attenti a non far diventare comune una cosa che diventa normale ascoltare questi discorsi, non accettare la violenza, che sia piccola o grande, reagire sempre con poco coraggio ci preserva da dover usare le maniere forti, anche l'esercito forse in qualche situazione, come avviene in alcune parti del nostro paese. Grazie ancora Grazie a voi, e buon lavoro, e noi ci rivediamo come sempre alle prossime puntate. Arrivederci. arrivederci. 16 settembre 1993. Papà, chi è quello in TV? È Don Pino Puglisi. È stato ucciso. E chi è stato? Immagina. Due persone diverse. Beh, non troppo diverse. Simili solo all'apparenza. Unite da una corda. Da un lato una figura ben vestita. Tira senza alcuna fatica la fune, con un sorriso beffardo stampato sul volto. Quel sorriso suscita orgoglio, rispetto, forse anche un po' di timore. Dall'altro, due mani, salde, consumate dal lavoro onesto, che resistono faticosamente all'avversario, ma non cedono. Entrambe tirano dalla propria parte, lottando per ideali con lo stesso nome, ma obiettivi diversi. E come capisco dov'è il bene e dov'è il male? Il bene e il male stanno in ognuno di noi, ma alla fine la scelta è nostra. Sono nostri gli ideali, gli obiettivi. Don Pino ha lottato per la giustizia, ha lottato per la libertà. E tu, per cosa pensi sia giusto lottare? I just wanna be happy, I ask for nothing more. I swear I still feel the rain, I just wanna feel my breath. Oh, this comfort, so heavy and I'm living by myself. I just wanna be happy, at least for one time more. I think that everyone just disappear. This cloudy city become blue and red, until one day the simple friend. And this question to your eyes, make us come past highs. But tonight, I'm mine, this thing comes back mine.